Bentrovati. Io direi di far entrare con un grande applauso i due maestri, il maestro Barutti e il maestro Fassetta. Ebbene, cominciamo con un grande musicista francese. Per guadagnarsi da vivere, Charles-Camille Saint-Saëns lavorò come organista in diverse chiese di Parigi. Le sue improvvisazioni erano ben note, tanto da procurargli un encomio addirittura da un pianista, direttore d'orchestra e organista del rango di Franz Liszt, che nel 1866 affermò che Saint-Saëns era il più grande organista del mondo. L'Allegro appassionato è la prima composizione di Saint-Saëns, che completò dopo il matrimonio con Marie-Laurie-Émile Truffaut nel 1875. Nella sua spensierata brevità elegante e melodiosa ha poi anche ritmi vivaci che in poco creano uno stato d'animo unico, una melodia, come dire, molto lirica, per non dire grintosa. Ecco voi il maestro Giuseppe Barutti e il maestro Gianni Fassetta nell'Allegro appassionato di Camille Saint-Saëns.
Astor Piazzolla, riformatore del tango e strumentista d'avanguardia, è considerato il musicista della seconda metà del XX secolo più importante del suo paese, l'Argentina. Il nuovo tango di Piazzolla è diverso dal tango tradizionale perché incorpora elementi presi dalla musica jazz e fa uso di dissonanze e altri elementi musicali innovativi. La sua straordinaria carriera musicale inizia da solista con il bandeon, strumento a lamella libera simile alla fisarmonica. In Tristango, il brano che andremo ad ascoltare, emerge la straordinaria capacità di saper esprimere attraverso la musica stati d'animo diversi, quanto basta per raggiungere il cuore di chi lo ascolta.
William Henry Squire è un violoncellista britannico di fine Ottocento che ha fatto la sua prima apparizione pubblica come violoncellista solista all'età di 6 anni. È stato primo violoncello in diverse grandi orchestre di Londra e ha contribuito a rendere popolare il violoncello come strumento solista nei primi decenni del XX secolo. È noto per aver composto moltissime opere per uno o due interpreti, probabilmente scritte per studenti, pezzi per violoncello e pianoforte, per lo più conosciuti come brevi pezzi di carattere, come questa celebrata tarantella in Re minore, opera 23, i maestri Giuseppe Barutti e Gianni Fassetta.
Che dire di Johann Sebastian Bach se non quello che sappiamo tutti? È uno dei più grandi geni della storia della musica e le sue opere sono uniche per profondità intellettuale, padronanza sia dei mezzi tecnici che espressivi. Nella sua raffinata bellezza artistica riuscì a sublimare una genuina sintesi fra lo stile tedesco e quello di compositori di almeno pari livello, in particolare del nostro Antonio Vivaldi, del quale trascrisse numerosi brani, assimilandone lo stile concertante. Forse anche per questo non venne mai tenuto in considerazione dall'alta società della sua epoca, anzi pare fosse disprezzato dalla nobiltà. La suite numero 1 in sol maggiore, BWV 1007, si articola in 6 movimenti. Di questo capolavoro ascolteremo il primo e secondo minuetto. Siquilin di Bachin è una nota canzone di tango su un ritmo di valzer composta nel 1968 da Astor Piazzolla e il poeta uruguaiano-argentino Horacio Ferrer nel 1969. Il tema è un ragazzo di strada che vende fiori ai ristoranti nel quartiere dei teatri di Buenos Aires. Bachin era appunto una taverna. Il brano è costruito su una serie di contrasti, la struttura tradizionale viene utilizzata dando ai versi una variazione interna che dà complessità, l'ambientazione della notte, la presenza del bambino, una scena familiare di ingiustizia sociale per l'ordinarietà della posizione, la griglia di carne per i clienti e il bambino affamato che dipende
dalla possibilità di mangiare pane di fuliggine. Il coro è un grido di indignazione e allo stesso tempo un motivo in cui il poeta spiega poeticamente, ma anche crudamente, la sua vergogna e il senso di colpa per l'indifferenza sociale. Il maestro Giuseppe Barutti e il maestro Gianni Fassetta.
Milonga sin Parabas è una danza lenta, più che parlarne bisognerebbe danzarla. In questa sua piazzolla ne fa un brano lirico e triste dove la parte del tema di solito è un vocalizzo di una cantante. A cantare per lui era sua moglie. In questo arrangiamento la voce è affidata allo strumento che più si avvicina appunto alla voce umana, il violoncello, modulato per noi dal maestro Giuseppe Barutti. Alla Fisa, come sempre, in questa serata, il maestro Gianni Fassetta.
Libertango è il pezzo più noto del maestro Astor Piazzolla. Nacque per sostenere la libertà dell'Argentina e venne inciso per la prima volta a Milano nel 1974. È proprio la fisarmonica che suona le melodie non caratteristiche del tango tradizionale ed infatti apre le porte al Tango Nuevo, il titolo originale dalla fusione delle parole libertad, libertà in spagnolo, e la parola tango. Brano familiare al grande pubblico, musica che richiede tanta interpretazione di impegno e quindi spazio di espressione, cioè libertà. Gabriel Fauré è stato un compositore e organista francese. Con Debussy, Ravel e il suo maestro Saint-Saëns è uno dei grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo e inizio del XX secolo. Le sue opere di fattura classica si distinguono tanto per la finezza della loro melodia quanto per l'equilibrio della loro composizione. Il linguaggio armonico è ancora oggi studiato nei conservatori. Gabriel Fauré è riconosciuto per il suo genio armonico,
è anche considerato come il maestro della melodia francese. Il brano che andremo ad ascoltare, Après un rêve, è la prima di un insieme di melodie tratte da Mélodie Trois, un sogno di un volo romantico con un amante lontano dalla terra e verso la luce che tuttavia a risveglio il sognatore anela e torna alla misteriosa notte e la falsità estatica di un sogno, appunto Après un rêve, dopo un sogno. Musica davvero da sogno. Richard Galliano è un fisarmonicista francese di musica jazz di origini italiane. Nato nel 1950, inizia a suonare la fisarmonica a soli 4 anni,
sotto l'influenza del padre, anche egli fisarmonicista. Dopo un lungo periodo e intenso periodo appunto di studio, prese lezioni di trombone, armonia e contrappunto all'Accademia Musicale di Nizza. A 14 anni, alla ricerca di una espansione delle sue idee sulla fisarmonica, inizia ad ascoltare la musica jazz e rimane impressionato dalla timbrica e dall'energia. Tango pour Claude è un grande brano di jazz tango che ricorda molto Astor Piazzolla, al quale Galliano ha dedicato l'album Piazzolla Forever. Il maestro Gianni Fassetta e Giuseppe Barutti.
Dopo l'introduzione al concerto, il concerto entra nel vivo e è lasciato alla fantasia dei maestri. Buonasera a tutti e grazie. Anche noi ci vogliamo unire alle parole dell'assessore e ricordare questa giornata come un brano che può sembrare allegro ma in realtà non lo è. Si tratta della Vita è bella, dal film di Roberto Benigni, il tema principale. Ci è sembrato che il film abbia i contenuti per ricordare questa serata. La vita è bella, musica di Nicola Piovani. Un brano a me carissimo, che ho già suonato prima, però siccome mi piace molto lo risuono.
che è Cicchini, e lo dedico alla cosa più importante da non dimenticare, che è l'errore, e si impara moltissimo dagli errori.
Grazie ai maestri Giuseppe Barutti e Gianni Fassetta, che invito ancora per un altro applauso meritatissimo, davvero. Grazie. Quando un'ora passa, volano in un attimo, vuol dire che il concerto è stato sublime, non dico bello, sublime. Grazie ancora.